Benvenuti ad un altro appuntamento con l'angolo della lettura. In questa edizione sto leggendo un libro intitolato Ruth e Esther. È una pubblicazione di Adimedia ed è un libro che raccoglie delle meditazioni bibliche realizzate dal pastore Francesco Toppi. E in modo particolare stiamo considerando quelle riflessioni legate al libro di Ruth. Oggi vorrei leggere la seconda riflessione, che è intitolato Tre decisioni. Naomi partì con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. Ruth, capitolo 1, verso 7. La scelta delle tre vedove della famiglia di Elimelech risulta umanamente comprensibile, perché ormai rimanere a Moab. 10 anni prima Naomi, suo marito e i suoi figli erano emigrati nelle campagne di Moab, credendo che quella terra potesse rappresentare la soluzione ai loro problemi economici. Non avrebbero più avuto mancanze di nulla: cibo, sicurezza, lavoro, accoglienza dagli abitanti e forse perfino ricchezza, mentre invece su di loro si era abbattuto il lutto e la tragedia. Cosa fare? Naomi non si perde d'animo. Ormai la delusione ed il dolore hanno distrutto tutte le sue speranze nel futuro. Non ha più nessuno dei suoi cari. Le rimane soltanto una possibilità su cui fare affidamento: il ritorno. Ha con sé le sue nuore, ambedue vedove, ma ormai non costituiscono più neppure una famiglia. La povertà le ha colpite con crudezza. I suoi familiari sono rimasti a Betlem e di là giunge la notizia che il Signore ha visitato il suo popolo, dandogli del pane. A Betlem si possono verificare anche momenti di carestia per la durezza degli attacchi dei nemici. Dio però ha cura del suo popolo e provvede sempre del pane per i suoi. Nei momenti più difficili egli non abbandona quelli che pongono la propria fiducia in lui. Dio aveva promesso ai suoi: servite il Signore, il vostro Dio, ed egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Io allontanerò la malattia di mezzo a te. Betlem, il luogo della buona notizia. Un giorno, oltre 13 secoli dopo, dei pastori che guardavano di notte il gregge udirono la più straordinaria notizia che il mondo intero abbia mai ricevuto: la buona notizia di una grande gioia. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Alla notizia che Dio aveva visitato il suo popolo dandogli del pane, il cuore di Naomi ha un sussulto di gioia. Allora per lei c'è ancora speranza. Non deve scoraggiarsi. Il Signore la solleverà dalla sua indigenza, la visiterà con la sua benevolenza e grazia, la perdonerà di aver dubitato del suo aiuto e della sua provvidenza. Si mette in cammino per tornare a Betlem. Non potrà vantarsi di nulla. Riconoscerà umilmente il suo stato di miseria e la gravità della sua tragedia familiare e dignitosamente testimonierà che l'Onnipotente l'ha riempita d'amarezza. Riconoscerà il suo errore. Eccola ora, spoglia di tutto e rese infelice. Quanto è importante ritornare sui nostri passi e ricorre al Signore, che non scaccia nessuno di quelli che vanno a Lui, riconoscendo i propri errori e le proprie infedeltà. Quindi Naomi inizia il suo viaggio avendo con sé le due nuore. Camminando con loro, però,
considera che la loro unione non poteva fondarsi soltanto sul sentimentalismo e sulle memorie comuni dei loro cari, ma doveva basarsi su qualcosa di più solido e profondo. Perciò, molto amibilmente incoraggia Orpa e Ruth a tornarsene alle loro rispettive famiglie, augurando loro un prospero futuro. Un particolare non può essere taciuto. Naomi pronuncia su loro la benedizione di Yahweh, il suo Dio, che per loro non era uno sconosciuto. Avevano assistito e forse partecipato a qualche devozione familiare quando erano viventi i loro mariti, e certamente Naomi aveva loro detto che Yahweh non era il Dio soltanto degli ebrei, ma di tutti, perché era il creatore dell'universo. Infatti pronuncia su loro la benedizione del Signore e le bacia, mentre Orpa e Ruth si mettono a piangere ad alta voce. La separazione. Orpa e Ruth però rispondono: no, torneremo con te al tuo popolo. Nella commozione del momento prendono una decisione affrettata. Troppo spesso in momenti di grande emozione si adottano decisioni frettolose senza valutarne la portata. Quanti dinanzi al messaggio entusiasmante e commovente dell'Evangelo nutrono propositi sinceri ma non ponderati e ben presto li abbandonano. Naomi però è saggia e benevola, mette dinanzi a loro le difficoltà che avrebbero incontrato se fossero andate con lei. Una decisione così importante che coinvolge il futuro della loro esistenza non poteva fondarsi sul sentimentalismo. La realtà sarebbe ben presto apparsa loro in tutta la sua crudezza. Piangono di nuovo ad alta voce e Orpa bacia la suocera e torna al suo popolo, ai suoi dei. Orpa, il suo nome significa superficialità e inesperienza. Trasportata dalla commozione, aveva preso la sua decisione, ma dinanzi alle difficoltà obiettive esposte da Naomi, si rende conto che quella relazione di affinità non poteva durare. In pratica era rimasta moabita e pagana nel cuore. La sua simpatia per la fede di suo marito era stata una forma di apparente inclinazione religiosa, ma non altro. Qualsiasi decisione per Cristo e per l'Evangelo fondata sull'emotività di un momento di commozione, ma senza una profonda determinazione non può durare. Gesù stesso afferma che l'ascoltare emotivo è come colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando giunge la tribolazione o persecuzione è subito sviato. Orpa decide di tornare indietro e così facendo scompare il suo nome dal libro di Dio e dalla storia prodigiosa del suo popolo. La decisione consapevole, ma Ruth non si staccò da lei. E quest'ultima vuole la prova che la sua decisione non sia avventata e le chiede di seguire l'esempio di sua cognata. Ruth però, decisa e consapevole, risponde: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. La morte mi separerà da te. Ruth pronuncia 7 promesse specifiche con le quali manifesta di non restare legata a Naomi e a Yahweh, l'unico vero Dio, per pura convenienza sociale. La sua scelta è libera e consapevole. Ecco le 7 promesse di Ruth. La lunghezza del viaggio e i disagi non mi fanno cambiare decisione. Il testo originale dice: dove passerai la notte tu, là la passerò anch'io, non temo le tenebre.
Mi hai detto segui l'esempio di Orpa che è tornato al suo popolo, ma il mio popolo è il tuo popolo. Ormai ho comunione soltanto con il popolo di Dio. Orpa è tornata ai suoi dei, ma non sono più i miei dei. Io ho soltanto il tuo Dio, l'unico vero Dio, l'Eterno, che mantiene le sue promesse. La tua patria è divenuta la mia patria e non torno indietro. Neanche i resti del mio corpo torneranno mai alla terra di origine. Non voglio assolutamente un funerale pagano. E faccio un voto dinanzi a Yahweh, che non tradirò mai la tua fede che è divenuta la mia e non ti lascerò mai, perché per mezzo tuo ho incontrato l'unico vero Dio. Al di là della bellezza profonda di una simile circostanziata dichiarazione che esprime tutta la profondità del vero amore che Dio mette nei cuori, questo è un inatteso impegno di fedeltà che ogni cristiano può adottare dinanzi a Gesù, il divino Salvatore. Ciascuno di noi può esprimere a Cristo le stesse parole di Ruth: Signore, non ti lascerò anche se incontrerò dei disagi nella vita, non temerò mai il potere delle tenebre, il popolo di Dio sarà il mio popolo, l'Eterno che ha fatto le promesse e le mantiene sarà il mio Dio, non avrò altra patria che il cielo, mia dimora eterna, non accetterò una funzione pagana neanche per il mio cadavere, Signore, ti sarò eternamente fedele. Se in un momento di debolezza hai preferito gli interessi umani al Signore, ma come Naomi torna indietro perché Dio ha visitato il suo popolo e soddisferà l'anima tua, non seguire l'esempio di Orpa che commossa si mise in cammino per andare a Betlem, ma poi dinanzi alle prime difficoltà tornò indietro. Seguiamo tutti l'esempio radioso di decisione, fermezza e fedeltà di Ruth e seguiamo Cristo per fede fino alla fine. Bene, Dio ci benedica e vi do appuntamento al nostro prossimo impegno con l'angolo della lettura.